13ª giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Allo stadio Romeo Neri di Rimini si affrontano il Rimini e la Virtus Verona. Dirige l'incontro il signor Pilato, assistenti il signor Boscherini e Faccetta. Calcio d'avvio per il Rimini. Partenza di Antolini che serve Tacchella, tiro da posizione decentrata e Conti para. Subito dopo Antolini a partire in contropiede, la sua conclusione dalla lunga distanza va fuori. Diotallevi si invola sulla fascia e fa partire un tiro che termina a lato. Russo si libera dal limite ed il suo tiro sorvola la traversa. Russo crossa in area, testa di Conti e Diotallevi fa partire un tiro che trova Cherubini libero di piazzare la palla in rete, 1-0. Il Rimini ancora in avanti, la conclusione di prima di Alvisi è deviata in angolo da Saccomani. Cross dalla fascia, colpo di testa di Rusciani e sfortunata deviazione di Olivieri che spiazza Zivelonghi, 2-0. Palla in aria sul secondo palo e Alvisi di testa mette in rete, l'arbitro annulla per fallo su Olivieri. Diotallevi crossa dal fondo e Zanni spedisce alto sulla traversa. Marconi contrasta Fantini, palla Cherubini che colpisce in pieno la traversa. Al 41esimo Tacchella recupera palla a centrocampo, si lancia in contropiede. Nastase recupera e devia in angolo. Il secondo tempo riprende con la battuta della Virtus. Ambrosi si libera in area e fa partire un tiro cross, parato da Conti. Gianfrini riceve al limite dell'area e scarica su Zanni. Marconcini respinge la sua conclusione. Ambrosi si lancia in contropiede, supera l'avversario, ma il suo tiro giro termina alto. Cherubini per Madonna, di prima per Marconi in area, Saccomani evita il peggio. Gianfrini per Zanni che controlla e tira fuori dallo specchio della porta. Ambrosi serve Tacchella che entra in area e viene affrontato da Loduca. Per l'arbitro l'azione è regolare. Calcio di punizione della tre quarti e Nastase di testa mette in rete, 3-0. Marconi lanciato a rete supera Zivelonghi in uscita, la palla passa di poco al lato del palo. Antolini scambia con Ambrosi, la sua conclusione è parata da Conti. Filippi batte la punizione, Conti Nicolò svetta di testa e Conti Dario para in due tempi. Filippi prova la conclusione dal limite, Conti è pronto alla presa. Squarzoni entra in area, scarica per Ambrosi che conclude alto. Calcio d'angolo del Rimini. D'Eredità salva sulla linea. Di Pollina lanciato in aria si fa ipnotizzare da Zivelonghi che respinge. Partita con controllo territoriale da parte del Rimini. La Virtus ha provato ad agire in contropiede, ma le sue azioni non hanno dato frutto. Risultato finale: Rimini 3, Virtus Verona 0.